Buongiorno a tutti, ADMO Treviso è nata 3 anni e mezzo fa, grazie alla volontà di diversi volontari. Abbiamo creato questo gruppo, in realtà per la maggior parte sono tutti ragazzi giovani che si sono dedicati al volontariato e hanno deciso di mettersi anche in gioco per cercare, il nostro obiettivo è quello appunto di cercare nuove speranze di vita. Siamo appunto nati 3 anni e mezzo fa, collaboriamo con diversi trasfusionali di Conegliano, di Oderzo, di Treviso, Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna. I nostri ragazzi vengono contattati da noi se ci cercano oppure durante gli eventi o quant'altro. Proponiamo appunto l'iscrizione al registro dei potenziali donatori di midollo osseo e quindi poi si recano nei diversi trasfusionali con la dovuta modulistica per riuscire a fare l'iscrizione. In 3 anni e mezzo abbiamo creato una bella realtà fortificata appunto in provincia di Treviso con l'iscrizione di circa 800 ragazzi. E siamo giunti a 2 donazioni effettive e queste 2 donazioni effettive sono state per noi motivo di stimolo per essere ancora più attivi nel territorio e cercare appunto nuovi stimoli e nuovi ragazzi. I nostri volontari io li ringrazio sempre ogni giorno perché se non ci fossero loro sono proprio giovani ragazzi che mettono a disposizione tempo alla famiglia o quant'altro ai loro impegni e siamo uniti appunto da un unico scopo, per cui senza il volontariato queste realtà non sarebbero possibili, per cui è una bella rete di solidarietà. Cosa avete fatto in questi 3 anni? Avete fatto degli eventi? Avete fatto delle cose online? Sì, in questi 3 anni abbiamo cercato di essere il più presente possibile nel territorio prima del web. Perché? Perché questo territorio richiedeva molte informazioni e quindi abbiamo cercato di creare eventi nelle piazze, inserirci nei diversi comuni, collaborare con i diversi comuni in modo da creare eventi. Siamo entrati nelle scuole finalmente, quindi abbiamo cercato gli istituti superiori grazie appunto anche dei professori e dei responsabili che ci ospitano e per cui facciamo testimonianze e facciamo sensibilizzazione nelle scuole superiori. Ci siamo collegati molto alle Avis dei diversi comuni e questi li ringraziamo perché abbiamo capito che è un buon collegamento, nel senso che il donatore di sangue può diventare un potenziale donatore di midollo osseo e questo l'abbiamo capito chiaramente, i ragazzi lo hanno capito, per cui cerchiamo di collaborare fin da subito con le diverse Avis della nostra provincia. Siete a Mareno di Piave ufficialmente, sì, come sede, sbarcherete anche a Treviso, quindi capoluogo prima o poi? Prima o poi noi lo speriamo. Abbiamo cominciato intanto a Mareno di Piave dove abbiamo trovato un'amministrazione comunale che ci ha dato appoggio da subito, ci ha concesso una sede che noi condividiamo con le 3 associazioni del dono del comune di Mareno, quindi Avis, Aido e ADMO, e anche qui è una bella realtà del nostro comune. Ci ha dato appunto l'amministrazione comunale, ci ha concesso la sede a titolo gratuito, per cui è stato un buon inizio sicuramente per noi. Confidiamo di poterci evolvere anche nelle altre, un po' in tutta la provincia. Questo è stato un inizio e chissà che porti buoni frutti anche altrove. Quello che è dietro alle tue spalle è il banchetto tipico con il quale uscite. Che cosa c'è? Ci mostri che cosa Allora, questo è il nostro banchetto tipico dove ovviamente il volantinaggio non deve mai mancare, dove ci sono tutti i nostri recapiti, tutte le informazioni che un ragazzo tranquillamente si può leggere a casa, cos'è il midollo osseo, come si dona, ci sono tutte le informazioni principali. Poi abbiamo i nostri soliti braccialetti ADMO molto pubblicitari, diciamo, che cerchiamo di dare sempre ai nostri ragazzi che poi ci aiutano a divulgare il messaggio del dono. C'è questo cappellino, a me in particolare molto caro, ma che ci accompagna sempre in tutte le nostre uscite. Questo è un cappellino del Nucleo Operativo Protezione Civile di Firenze, che è un gruppo di volontari capitanati da Massimo Pieracini, che è il presidente. Loro trasportano il dono della vita in tutto il mondo, cioè portano proprio con la valigetta, raccolgono le cellule staminali, il midollo osseo e dal donatore, dall'ospedale del donatore al ricevente proprio, quindi loro hanno in custodia il dono della vita.
È una missione, loro seguono diverse missioni molto importanti perché hanno proprio in mano questa sacca molto importante. Senza di loro non arriverebbero a destinazione, quindi sono attivi, hanno come sede operativa Firenze e sono operativi in tutto il mondo. I loro sono proprio missioni di vita. Tra l'altro tu li hai conosciuti in prima persona? Io li ho avuto il piacere di conoscerli in prima persona perché questo gruppo nasce anche da una nostra esperienza personale. Io sono mamma di una ragazza che all'età di 1 anno e mezzo ha avuto bisogno di questo grande dono della vita. Sara si è malata a pochi mesi di vita, una malattia sconosciuta che non si conosceva, appunto, un po' particolare. Abbiamo passato diversi ospedali, bussato a diverse porte affinché un giorno siamo sbarcati agli ospedali civili di Brescia, dove c'è stata fatta una diagnosi che era stata una diagnosi importante, un'immunodeficienza combinata grave, una sindrome di Omen. L'unica terapia salvavita per Sara era un trapianto di midollo osseo. Noi ovviamente siamo scesi nella disperazione, primo perché Sara era la nostra prima e unica figlia. Non conoscevamo questo mondo, siamo sinceri. Io e mio marito siamo sbarcati proprio in un mondo in cui non conoscevamo e quindi abbiamo imparato a capire, a conoscere il midollo osseo, a cosa serviva e quant'altro. E per Sara è stata attivata la ricerca di un donatore. C'era solo da sperare che quel donatore fosse iscritto al registro, ci fosse e rispondesse di sì per la vita di mia figlia. Quindi per noi è cominciato un percorso di isolamento completo. Io e Sara siamo state via 1 anno in isolamento completo, per lei sono cominciati i corsi cicli di chemioterapia, sono stati mesi difficili e duri perché la malattia oramai era in stato avanzato, finché un giorno ci è stato comunicato che il donatore c'era un donatore compatibile nel registro e quel donatore ha risposto sì per la vita di mia figlia. E quindi l'8 marzo del 2006 Sara viene trapiantata e da lì comincia la sua rinascita. Sara aveva 1 anno e mezzo, oggi ha 16 anni, sta bene e conduce una vita normale, quindi è proprio grazie a quel donatore che ci permette di vivere, perché io dico sempre, un donatore di midollo osseo non salva solo una vita, ma salva una famiglia intera, e l'ho provato sulla mia pelle ed è vero, insomma. Questo sicuramente. Hai deciso di sposare Admo? Sì, da lì è nato un percorso, ma perché? Perché durante la mia esperienza ci sono stati compagni di viaggio di Sara che purtroppo non hanno avuto questa possibilità, perché ricordiamo che il trapianto è una possibilità. Ci sono stati bambini che a colloquio con i medici e i propri genitori è stato detto: non abbiamo trovato un donatore compatibile per suo figlio, e vi lascio immaginare la disperazione, in quegli occhi si è spenta proprio ogni luce, e quindi questi bambini non ci sono più, e da allora ho detto no, ci battiamo per questa causa, perché io credo che ogni ammalato abbia diritto almeno ad una possibilità, e quindi da qui è nato anche il tutto. E poi ho trovato dei donatori, dei ragazzi volontari molto disponibili, qualcuno con esperienze simili alla mia, per cui con una voglia di fare forte.